Siamo in compagnia di Graziano Tolu, una vecchia volpe dei campi di gioco, anche una lunga carriera da calciatore, adesso allenatore anche di scuole giovanili. Allora Graziano, qual è il tuo giudizio sullo stato attuale del calcio, soprattutto nuorese? Dopo l'abbandono, se parliamo di Nuoro città o provincia? Innanzitutto Nuoro, che tu conosci avendo allenato diverse squadre. Allora, la Nuorese dopo l'abbandono dei Goveani penso che avrà grossi problemi, perché avevano giocatori praticamente non di proprietà, quindi si ritroverà con dei problemi di organico, perché non avendo curato abbastanza il vivaio e dovendo rifondare completamente la squadra, avrà qualche problema. Ecco, c'è anche la retrocessione dell'Atletico, poi insomma non è certo un bel periodo, le altre squadre si trovano nell'anonimato della terza categoria, sono lontani i ricordi insomma degli anni dell'Attilia, delle grandi sfide nei campi di Nuoro. Sì, ma è sempre un discorso di settore giovanile, perché quando arrivano questi presidenti che con un po' di soldi tendono a portare giocatori da fuori, illudono un po' la gente per un paio d'anni, la gente si culla sugli allori, non porta avanti i ragazzi, e poi quando queste persone vanno via si portano via il carico dei giocatori certo, di loro proprietà, e la gente si ritrova con niente. Ecco, secondo te circolano anche troppi soldi magari nelle scuole della zona, nel senso che si è creato un mercato di calciatori per cui che cambiano continuamente la casacca e che magari rubano spazio anche ai ragazzi delle squadre del posto? Insomma. Certo, magari qualche presidente, qualche dirigente si fa illudere dal giocatore che ti fa 30 reti e non raggiungi una classifica che ti permette di fare il salto di categoria, ti ritrovi a pagare un giocatore più di 1000 euro, e poi a fine campionato hai una posizione classifica che può essere oltre il primo posto, il secondo che fa gli spareggi, gli altri sono tutti uguali a parte le squadre che retrocedono, quindi praticamente spendi semplicemente dei soldi e rubi spazio a un ragazzo che puoi fare maturare nel mentre. Ecco, tu che hai lavori molto con i giovani, trovi delle differenze rispetto al passato? Perché alcuni dicono che i ragazzi oggi sono magari meno appassionati, hanno meno tempo da dedicare al calcio. Sì, sicuramente, perché praticamente prima era un premio far calcio, era un premio, adesso è diventato un sacrificio per questi ragazzi, perché hanno qualunque cosa ce l'hanno, hanno i soldini in tasca, hanno il computer in casa, hanno altre attrazioni, quindi al minimo intoppo l'allenatore che magari voleva anche forgiarli a livello caratteriale, prima di tutto come uomini, come persone, non può più intervenire in questo senso, perché i ragazzi prendono e mollano tutto, perché finito col pallone rientrano a casa e rimangono 3-4 ore attaccati al computer e hanno altri interessi. Ecco, secondo te quali sono i segreti per fare risultati e creare buone squadre in queste zone, nella Barbagia? Tu hai fatto ottime cose anche a Mamogliada, la Folgo è stata per anni una splendida realtà. Secondo te quali sono gli ingredienti giusti? Gli ingredienti giusti sono avere una buona società alle spalle, che prima di tutto che non dia retta ai giocatori, e avere giocatori che hanno voglia di lavorare e di fare sacrifici. Solo con queste componenti si può arrivare ad ottenere dei risultati, perché se il giocatore, come mi hai detto poco fa tu, prende 1000 euro e il ragazzo che gli corre a fianco, che gli fa fare i gol, col sacrificio, con la corsa, e poi quello che a fianco non becca una lira, chiaramente si creano delle cose che non vanno bene, antipatie, certo. Poi quello finito il campionato non c'è più l'amore per la maglia, se ne va da un'altra parte e gli danno 100 euro in più, non esiste, insomma. Certo. Per chiudere, Graziano, cosa c'è nel tuo futuro nel calcio, nuorese? Io andrò in pensione a breve e sono sempre in attesa di trovare magari qualche proposta, di quelle proposte che ti fanno lavorare, perché è inutile andare lì a prendersi i soldi e poi a non ottenere niente. Io sono di quelle persone che deve avere sempre un fine, un obiettivo per lavorare bene, o non devo retrocedere o devo vincere il campionato. A me fare le mezze classifiche non mi interessa. Poi, ripeto, appena andrò in pensione riprenderò il discorso con i salesiani, che l'ho portato avanti per 17 anni e di cui
abbiamo anche una bella finale nazionale a livello esordiente a Chianciano Terme, e diamo una mano a questi bambini a crescere, se ne hanno voglia, insomma, se non sono viziati, tanto, perché a me i viziati non è che mi piacciono tanto, mi piacciono i bambini un pochettino con un po' di grinta, un po' di nervetti, per non dire altro. Certo, certo. Noi ringraziamo Graziano Tollu e facciamo in bocca al lupo, insomma, per i prossimi impegni da allenatore. Siamo sicuri che, insomma, ci sia bisogno di un personaggio come lui anche nelle panchine della Barbagia che purtroppo in questi tempi vivono magari una fase di declino anche per un calo di interesse da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. Grazie Graziano e Grazie bocca al lupo. Anche a te.